Mentre si affrontano e si isolano i nuovi focolai, procede la ricerca del vaccino e Pechino annuncia, sono tanti i progetti già all'ultimo stadio di sperimentazione. Ci racconta tutto in diretta la corrispondente Giovanna Botteri. Perché il vaccino diventa fondamentale nella fase 2, il vaccino diventa fondamentale nell'uscita dall'emergenza. Ci sono 118 progetti di vaccino in tutto il mondo, ma solo 10 sono in una fase finale, sono cioè sulla sperimentazione sull'uomo. La metà di questi 10, 5, sono in Cina. La Cina rivendica il suo primato nel campo della ricerca, in questo braccio di ferro con gli Stati Uniti, e allo stesso tempo rivendica la necessità di misure anche rigorose per fronteggiare la diffusione del virus. In questo momento a Wuhan, che fu l'epicentro dell'epidemia, vengono testati tutti gli 11 milioni di abitanti, qualcosa come 250-300 mila al giorno. Questo per impedire che si creino nuovi focolai, questo per capire chi sono i portatori sani. In altre parti del paese si aprono nuovi focolai e immediatamente vengono isolati. Preoccupazione, abbiamo visto le immagini in India, dove invece si allentano le misure di sicurezza, e questo non perché diminuiscano contagi o decessi, ma per fronteggiare una crisi economica davvero terribile. A voi la linea.